Sì, no, è arrivato Fulvio Abate di Teledurruti, grande, che ci ha aiutato tra l'altro nella nostra protesta fin dall'inizio. E facciamo un applauso anche a lui, dai! Tra l'altro lì c'è anche Piero Ricca, che anche lui ci ha pubblicizzato dal suo blog, prima c'era anche Michele Serra. Questa è una storia che ha interessato tantissime persone e anche fuori dai confini sardi. Però è vero, insomma, quello che avete detto. Io mi ricordo che anche un anno fa, quando ci invitarono a una conferenza a Sassari, dicemmo proprio questo, che adesso magari è difficile ricordarlo tanti mesi dopo, però la verità è che se noi fossimo rimasti in Sardegna non avremmo fatto nulla di questo che abbiamo fatto in internet. Sarà magari anche il nostro carattere, insomma, adesso non stiamo neanche a fingere che siamo andati fuori perché eravamo costretti, insomma, sia io che Marco di carattere vi siete definiti nel libro, io vorrei ricordarlo perché inquietante, spregiudicati, intelligenti e talentuosi. Applauso! Ma questo è Michele che è sfacciato, che le ha scritte queste cose. Le ha scritte lui, in uno stato di shock, evidentemente. Questo è stato l'editor della Bompiani, noi non volevamo, è vero. No, vabbè, comunque è vero che stando all'estero, insomma, con tutte le opportunità che hai davanti, e in Spagna, che poi non c'è tutto questo lavoro, ma come in Inghilterra, probabilmente anche una diversa disposizione psicologica in cui ti trovi. Se fossimo stati in Sardegna davvero non l'avremmo mai fatto, ma non solo noi su internet, parlo anche per gli operai della Vinyls. Insomma, non so se per voi è normale andare ad occupare un carcere abbandonato su un'isola che poi è praticamente deserta. In Sardegna non è troppo normale. Immagino neanche qua, però quello che è molto forte in Sardegna culturalmente è il senso della vergogna. Quando gli operai della Vinyls sono andati il 24 febbraio 2010 davvero si vergognavano moltissimo a fare questa parodia di un reality show. C'era chi tra i compaesani, insomma, di Porto Torres, che è quello piccolo paese, diceva dai, ma l'isola dei cassi integrati, ma uscite da scemi, cioè state andando là a farvi la vacanza. E quindi anche gli operai, insomma, si trovavano in una grossa difficoltà. Quando poi c'è stato chiaramente il boom mediatico è cambiata tutta la prospettiva. Però penso che anche, insomma, il ruolo, tra virgolette, folk sardo abbia giocato molto in questo. Prima ho citato alcune delle persone che si sono interessate alla nostra protesta, ma ne potrei citare anche altre, insomma, da Bompiani che ha deciso di pubblicarci, a Alessandro Giglioli, insomma, che è uno dei primi blogger italiani che ci ha rilanciato, a Luca Telese per esempio. Penso che il fatto Sardegna abbia giocato molto in questo e l'Asinara come simbolo di una Sardegna più grande che è l'isola dei disoccupati per eccellenza. Infatti ricordiamolo che siete stati molto aiutati nonostante, insomma, abbiate avuto voi l'idea geniale, però senza l'aiuto di tutte queste persone, volontario, diciamo, di lavoro vero e proprio, gratuito, quindi è una macchina che è funzionata anche perché si è alimentata di tante forze, giornalisti, vignettisti, artisti, o comunque anche persone che vi hanno seguito, quindi questo è importante ribadirlo perché è stato, credo, il motore di tutta questa vicenda. Sì, guarda, in effetti questo non lo diciamo spesso, perché parliamo più del progetto editoriale o direttamente degli operai che occupano fabbriche, isole, gru e tetti, però in realtà quello che è nato con l'isola dei cassi integrati, che anche si sta evolvendo nei mesi, è proprio una comunità, che poi è il bello della rete. Se tu fai un progetto editoriale in rete di qualsiasi natura sia, si può creare una comunità di gente che partecipa. E nel nostro blog, come nella nostra pagina Facebook, hanno partecipato in tantissimi. Tante idee che ci hanno proposto in rete sono poi diventate realtà. Per esempio nel 1° maggio del 2010, quando la protesta della Vinyls era ancora mediaticamente molto forte, ci fu uno dei nostri più vecchi lettori che ci scrisse: ma perché non fate la festa del 1° maggio all'Asinara? E ci sembrò un'idea meravigliosa e quindi lo facemmo. E portavamo per la prima volta 2000 persone all'Asinara, che era la prima volta nella storia che 2000 persone andavano all'Asinara, o tante altre che adesso non ricordo sinceramente, però per esempio anche adesso stiamo girando in Italia per presentare questo libro e per trovare in ogni posto i lavoratori. E a Faenza ci hanno organizzato tutto le operaie dell'Onsa, che ci hanno accolto calorosamente, o penso a Piacenza, uno dei nostri primissimi iscritti alla pagina Facebook, il numero 25 dei 100.000, ci ha organizzato la presentazione a Piacenza. Penso anche per esempio a Paola Bacchiddu, che è la nostra qui presente giornalista, che, applauso, grazie, anche lei tra gli altri ci ha aiutato moltissimo. Ecco, e a questo proposito, per uscire da questo imbarazzo, Fabio Borraccetti ci chiede su Facebook
In che modo la società civile risponde ai messaggi che avete cercato di trasmettere, dando voce alle diverse proteste? Cioè se siete soddisfatti della risposta delle realtà associative e sociali che si interessano di tematiche del lavoro.